Una vittoria in trasferta con tanto morale in una corsa salvezza che sta prendendo una piega, ma a qualcuno più su. Manca ancora qualche punto. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Polisportivo e Fulgatore Don Carlo Misilmeri, 25esima giornata del girone A di eccellenza siciliana. Il Fulgatore torna qui dopo il 2-1 in casa del Mazzara 46, non basta però, anche perché ieri l'Accademia Trapani ha vinto e ha agganciato il Geraci fuori dalla zona arancione, quindi la strada da fare è ancora tanta in queste ultime 6 partite. Dall'altra parte il Misilmeri non è molto distante, inoltre cerca il riscatto dopo il KO interno contro il Castellammare. Le due formazioni, Fulgatore in maglia bianco-blu, Marino conferma gli 11 che hanno vinto settimana scorsa, dunque seconda da titolare consecutiva per il classe 2007 Enrico Russo al fianco di Onuoa. In attacco torna a disposizione inglese in panchina dopo 3 mesi e mezzo, dunque il 3-5-2 con Grimaudo in porta, da destra verso sinistra Maltese, Visco e Del Monego, a centrocampo Genna, Daguanno, Natella, Todaro e Lala. In attacco Enrico Russo e Onuoa, a disposizione per la porta Giacalone e Guaiana, dopodiché Emilio Russo, Alberto Cirrone, Calamia, Parrinello, Rasac, Spanò e Inglese. Risponde il Misilmeri in tenuta biancorossa. Napoli deve fare a meno in difesa di Riccardo Pellegrino, squalificato per la seconda volta in 3 settimane. Ha preso il rosso nel KO contro il Castellammare. Oltre ad adattare Cerniglia c'è anche Bertoio, titolare dopo un mese e mezzo. In attacco torna Maltese, lo Gerfo almeno parte dalla panchina, dunque il 3-5-2 anche in questo caso, con Zummo in porta, Cerniglia, Cosentino e Bertoio in difesa, centrocampo Miliziano, Lavardera, Romano, Federico e Ricciulli. In attacco Pavisic e Maltese. In panchina a disposizione per la porta c'è Matteo Chinnici, poi Scattareggia, Di Spezio, Matera, Lo Gerfo, Sheriff, Giorgio Chinnici, Aloisio e Virzì. Tutti comodi. È iniziata Fulgatore Don Carlo Misilmeri agli ordini dell'arbitro Marco Lapaglia di Enna, assistito da Gabriel Battista Castelletti di Caltanissetta e Davide Trovato della sezione di Agrigento. Match tutto da seguire, così come lo sono gli altri di questo pomeriggio all'interno del girone A di eccellenza siciliana. Ieri intanto ci sono stati 3 anticipi: la vittoria dell'Unitas Sciacca in casa dell'Aspra per 4-2, come detto la vittoria per 2-0 dell'Accademia Trapani in casa dell'Athletic Palermo e il 3-0 della Caspolista Nissa a Castellammare del Golfo. Questo pomeriggio, oltre a Fulgatore e Don Carlo Misilmeri, in contemporanea Folgore Castelvetrano Mazzara 46, Mazzara Pro Favara e Oratorio Marineo Casteldaccia. Anche quest'ultimo è un match molto importante per l'obiettivo di salvarsi. Alle 15:30 inizia Super Giovane Castelbuono Geraci. Ovviamente tutti gli aggiornamenti nel corso della diretta. Si mostra avanti il Fulgatore con questa rimessa laterale alla battuta Genna a cercare Onuoa di testa, la proposta di Natella in mezzo all'area, retropassaggio di testa da parte di Miliziano per Zummo. Dubbio sulla posizione di Zummo, o all'interno o all'esterno della propria area di rigore. Per l'arbitro è stato tutto ok, non ha segnalato nulla. Tanto vento oggi a Fulgatore, siamo nella provincia di Trapani. Questa qui è una piccola frazione di 1000 abitanti e poco più. La gradinata a cielo aperto dello stadio, quella più vicina agli spogliatoi, è riempita per la maggior parte. Sta arrivando ancora gente, mentre c'è il solito gruppo di tifosi organizzati dal Misilmeri, irriducibili, presenti anche oggi in trasferta. Ultimo tocco da parte di Del Monego, c'è il calcio d'angolo per i palermitani.
Battuta corta, la Vardera propone, occhio alla possibile deviazione, ha levato via Enrico Russo con il Misilmeri che non ha avuto modo di calciare. Genna scivola anche lui dopo che è scivolato anche Bertoio, non va né l'uno né l'altro. E allora rimessa laterale per il Misilmeri. Riccioli propone verso il centro. Per quanto riguarda la difesa del Misilmeri, Cernia fa il braccetto di sinistra, Cosentino è al centro, mentre Bertoio si sistema nella zona del braccetto di destra. Settimana scorsa contro il Castellammare Cernia ha fatto il braccetto di destra. Oggi cambia lato. Spazzate le pallone da parte di Alessandro Maltese. Da non confondere con Salvo Maltese, l'attaccante del Misilmeri. Sarà punizione per il Misilmeri. C'è Salvo Maltese, proprio lui, a terra. Spray all'altezza del ginocchio destro, qui nella zona della caviglia. Dunque sfida importante questo pomeriggio. Fulgatore che attualmente è al terzultimo posto, 21 punti, in piena zona playout, a -1 dal Casteldaccia, quartultimo, più staccata l'Accademia Trapani a 26, a pari punti con il Geraci, che per miglior rendimento si trova in vantaggio nella classifica avulsa. Misilmeri che invece si trova al nono posto, a +3 dalla zona playout, 29 punti. Alla ricerca di una nuova vittoria, Fulgatore per dare invece continuità. Romano, pallone in diagonale, allontanato da Del Monego, poi l'intervento da parte di Enrico Russo che commette fallo nella classe 2007 alla prima da titolare. Settimana scorsa contro il Mazara 46, oggi confermato da Michele Marino dal primo minuto. Fulgatore che si conferma come società che punta tantissimo sui giovani. In stagione è stato convocato anche Borruso, Fazio, anche loro classe 2007. Nuova punizione per il Misilmeri, iniziano a farsi sentire i tifosi provenienti dalla provincia di Palermo. C'è stato però fallo su Alessandro Maltese, allora punizione anche per il Fulgatore. Durante il riscaldamento sono state chiare le frasi ai suoi ragazzi da parte di Michele Marino: dai che siamo forti, personalità, insomma
queste un po' le parole chiave per motivare il suo Fulgatore. Onoa, pallone per Todaro, al limite calcia con il mancino, pallone raso a terra, il primo tiro in porta della partita, anche se non moltissimo pericoloso, quello di Antonino Todaro, uno dei simboli di questa squadra. Cerniglia, Cosentino, va da Bertoglio, il suo lancio intercettato da Enrico Russo, proprio sopra la panchina del Fulgatore finisce il pallone. Il Misilmeri fa metri. Stavolta è Natella a metterla fuori. Sarà ancora di più la squadra di Tommaso Napoli. Allenatore con esperienze recenti in Serie D, mentre dall'altro lato Michele Marino ci ha anche giocato con la maglia del Fulgatore. Allenatore molto giovane, al suo secondo anno in una panchina dei grandi, al primo in eccellenza. Cross provato, il palo su Ricciulli, la va a prendere Natella, che però la butta fuori. Prova a far crescere il proprio pressing il Misilmeri. Oggi in attacco si affida un po' all'esperienza di Pavisic e Maltese. Matera parte ancora una volta dalla panchina. L'altro è Logerfo a riposare, l'under che ha fatto il titolare nelle ultime settimane. Si sono alternati un po' tutti dal primo minuto gli attaccanti del Misilmeri. Ricciulli qui scatta, nessun intervento falloso di Alessandro Maltese. Fulgatore che invece ha puntato fino a 2 settimane fa sulla coppia composta da Onoa e Razak. Razak anche oggi si siede in panchina, non è neanche entrato contro il Mazara 46. Onoa di testa, ne ha 2 però addosso, il recupero da parte di Miliziano, all'esterno del Misilmeri. Occhio perché c'è già un cambio nel Misilmeri ed è proprio Matera ad entrare. Esce Salvo Maltese, qualche problema fisico dopo la botta ricevuta qualche minuto fa. Dunque l'ingresso in campo di Federico Matera. Tegola per Tommaso Napoli, anche se Matera è un attaccante assolutamente di categoria. Tocca il suo primo pallone di testa, un filtrante verso Pavisic, la presa di Vito Grimaudo. Natella cerca di scambiare con l'ala in maniera molto rischiosa e corta. Per sua fortuna si va a prendere il fallo. Onoa non la prende poi Cosentino, la tocca da Guanno, Alessandro Maltese in profondità verso Todaro, colpo di testa fuori, rimessa con la battuta di Alessio Genna. Oggi nel
Fulgatore mancano di Discordia, Fabio Cirone e Di Maggio, che già sono indisponibili da diverse settimane, è assente anche Stabile. Come detto, nel Misilmeri manca Riccardo Pellegrino per squalifica, è ancora out invece Espasa, che sta avendo a che fare con un problema alla spalla. Verticalizzazione verso Pavisic, il recupero di Del Monego, viene steso anche giù da Santiago Pavisic, il fallo dell'ex Agragas. L'anno scorso la vittoria proprio di questo campionato qui, e il salto in Serie D. Pavisic, tocco per Matera, che deve gestirla a terra. Romano ce la fa passarla in fascia verso Lavardera, che la prende male, concede la rimessa. Finisce giù Ivan Lavardera e allora calcio di punizione per il Misilmeri, ritmi non molto alti al polisportivo, con il Misilmeri che cerca di costruire qualcosa attraverso questi calci di punizione. La battuta di Lavardera passa, risponde Genna, la va a riprendere Cerniglia, ancora per Lavardera, in verticale in fascia da Miliziano, cerca di superare Del Monego, ce l'ha rimessa laterale, sale sempre di più la squadra di Tommaso Napoli, è rimessa lunga per Lavardera in area, Matera, colpo di testa leggero per Grimaudo, che fa salire tutti, fa ripartire l'azione da Pietro Lala. Del Monego guarda la profondità, Onoa, stop di petto, l'appoggio per Enrico Russo, che la passa però a Ricciulli. Sale dunque l'ex Mazzara, pallone che stava arrivando nella zona di Pavisic, gira tutto dietro per Miliziano, che stava quasi andando alla conclusione, poi serve il pallone a Romano, si gira su se stesso per controllare qualche eventuale avversario, poi il lancio lungo di Bertoglio si spegne fuori. L'arbitro richiama Pavisic, deve stare fuori dall'area di rigore, se no non si può effettuare la messa in gioco del pallone. Romano, Cerniglia, Cosentino, ancora Cerniglia per Federico, si va verso il centro da Romano, adesso Lavardera, più possesso in quest'ultima fase per il Misilmeri. Sembrava essere promettente l'inizio di partita del Fulgatore. Lancio lungo di Romano a cercare Ricciulli, troppo lungo, chiede scusa al compagno Joao Ricciulli,
Li vedete intanto i 4 tifosi del Misilmeri che si sono organizzati con il bandierone e il timpano. Pressione di Pavisic sul rinvio di Grimaudo. Del Monego, alzata Onoa, consegna però il pallone agli avversari. Allora Miliziano la serve male, spazio per Todaro che però non lo gestisce bene, forse anche un controllo dubbio, tutto regolare però per l'arbitro. Lancio profondo, nessun aggancio volante per la Vardera. E il Fulgatore ancora una volta comincia da capo. Ventesimo di questo primo tempo. Il risultato sempre lì fermo sullo 0-0. Matera giù, tutto ok, anche Romano si continua. Passaggio in profondità verso Ricciulli. Lato corto, pallone dietro. Può salire Federico, cross dal lato corto, tutto su Grimaudo. Che chiede come al solito calma ai compagni. Postazione rischiosa per il Fulgatore. Nattella su Enrico Russo che ha provato il tacco per effettuare un sombrero, niente da fare. Daguano, Todaro, pallone in mezzo alle linee, Ricciulli a terra con Genna, c'è il fallo dall'esterno del Fulgatore. Miliziano da Vardera, a terra c'è fallo di Enrico Russo. E allora punizione Misilmeri, seppur da posizione defilata. E Enrico Russo a comporre la barriera. Batte Romano. Per l'arbitro si può andare, allora Romano basso, Todaro allontana, andava a prendere la Vardera, rimpallo su Del Monego, si alza il pallone, colpo di testa oltre la traversa di Pavisic. Arriva il primo tentativo anche da parte del Misilmeri. Controllo ok, nessun colpo di mano, per come anche aveva segnalato qualcuno in tribuna. Recupero di Daguano. Alessandro Maltese sfida alla fine Pavisic nel tenere un po' per troppo tempo questo pallone. Allora riparte il Misilmeri, Matera, verticalizzazione per il tiro di Federico su Grimaudo, posizione di fuorigioco.
ufficializzata qualche secondo dopo. Pallone un po' perso ingenuamente dal Folgatore, con un controllo di troppo da parte di Alessandro Maltese. C'è il vantaggio della Mazara 46 a Castelvetrano contro la Folgore. Il gol di Murania. Folgore 0, Mazara 46 1. Questo è il primo risultato del pomeriggio che si sblocca. Attacco di Matera, stava arrivando a Pavisic. Tabuano fermato da Romano, soltanto rimesse laterali. La rimessa di Genna. Todaro lotta con Romano, alla fine la meglio Cosentino. Il passaggio di Federico non arriva per poco a Matera, va a prendere Visco. Il rilancio di Grimaudo, colpo di testa di Daguanno, la prende adesso Bertoglio, attaccato da Unua, riparte il Folgatore in contropiede. Lala sale lui, calcia con il destro, pallone che arriva a Todaro sulla ribattuta. L'intervento di Ricciulli è ancora viva. Onua dal limite, tiro ribattuto stavolta da Romano, poi intervento su Bertoglio. Tutto ok, si continua a giocare anche se ne restano ben due a terra, uno per parte. Cosentino parla con l'arbitro perché non hai fischiato. Nulla di irregolare secondo la paglia di Enna. Si rialza anche Enrico Russo. Ne approfittano per rinfrescarsi Lala e Onua. Un po' di spray per Enrico Russo, regolarmente in campo, così come Bertoglio che adesso scarica su Alessio Zummo. Romano, adesso la salita da parte di Cernia, ancora Romano, Bertoglio, Cosentino, pallone lungo di Cernia, colpo di testa di Matera, arriva adesso la Bardera per Miliziano, si accentra un po', poi scarica su Romano, pressing di Todaro, non ruba il pallone nel centrocampista del Folgatore. Matera di testa, Grimaudo, il calcio d'angolo, grande occasione per Matera che si è tuffato, così come Grimaudo che ha risposto. Prima vera occasione della partita con il colpo di testa di Matera e la respinta di Grimaudo che si è fatto un po' male. Infatti l'arbitro ha chiesto l'intervento della panchina, ma si rialza proprio adesso Grimaudo. Lo staff del Folgatore interviene lo stesso con le cure mediche del caso. Soliti momenti di stallo, tant'è che Napoli ha detto qualcosa alla Bardera, qualche indicazione al solito. Spray all'altezza dell'anca sinistra.
per Vito Grimaudo. Calcio d'angolo per il Misilmeri, curato Grimaudo, Romano dalla bandierina, basso, primo palo, prova il tacco Ricciulli, rovesciata, provata dal Misilmeri con Miliziano. Un intervento pericoloso però, perché c'è un giocatore del Fulgatore rimasto a terra. Ovvero Danilo Daguanno, che viene rialzato adesso. Ono allarga di testa, ma trova Miliziano. Adesso il pallone viene girato dalle parti di Ricciulli. Colpo di testa rischioso di Visco, regala tutto a Pavisic, che non può concludere al volo. Intervento regolare di Del Monego. C'è un altro calcio d'angolo per i biancorossi. Al solito la battuta di Giuseppe Romano, il pallone gira troppo, finisce fuori dall'altro lato. Il rinvio di Grimaudo, colpo di testa di Cosentino, la prende Manuel Natella, non fa metri però questo pallone. Del Monego prolunga di testa, contrasto Romano Daguanno, finisce giù il centrocampista del Fulgatore, ma va a riprendere Federico Pavisic. Federico deve capire cosa fare, sale Ricciulli in fascia, avanza la chiusura di Alessandro Maltese, calcio d'angolo. E allora tiro dalla bandierina per il Misilmeri, batte Ricciulli corto. Federico incontra l'ala. Ricciulli stavolta in mezzo, prolungamento di Pavisic sul secondo palo, non la può prendere nessuno. Ne approfitta Grimaudo per bere, ringraziando chi lo ha medicato pochi minuti fa. Dicevamo prima del vantaggio del Mazara 46 contro la Folgore. Al momento Mazara 46 da solo al terzo posto con 45 punti. Squadra giallorossa si stacca così al momento dal Castellammare. Daguanno, spazio anche per tirare, calcia con il mancino storto. Ha voluto approfittare dello spazio a disposizione Daguanno.
immagine. Là sotto vedete che macchinario che si dedica all'agricoltura di Fulgatore. Da quando meglio il passaggio. Allora Lavardera, Pavisic fuori gioco. Lala. Onua anticipato da Bertoio. Continua a manovrare la palla il Fulgatore con Del Prego. Il cross tutto su Zumo da parte di Enrico Russo, ma la bandera era rimasto a terra, rialzato adesso dai compagni. Federico. Continua a girare un po' il Misilmer in difesa. Lavardera, doppio rimpallo su di lui, anche in questo caso tutto regolare. Ricciulli a fronteggiare Genna, passa in mezzo a due Ricciulli, ci pensa Maltese a spazzare. Poi è fallo di Onua su Bertoio. L'ultima da titolare prima di questo pomeriggio, la giocata contro il Geraci in casa, era il 28 gennaio. Oggi deve fare un po' gli straordinari dato che è adattato in difesa, perché di sua natura è un centrocampista. Pavisic non la riesce a colpire di testa e allora Grimaudo. Ancora Bertoio giù da Cerniglia. Cosentino prima della pressione di Todaro. Romano che si è passato un po', adesso Bertoio con il lancio lungo a tagliare tutto il campo. Lala non la colpisce di testa, poi è anche fortunato contro Ricciulli. Sale Genna, pardon, ancora Genna contro Ricciulli. Da quando non c'è il varco per farla arrivare a Federico, rimessa laterale per il Fulgatore. Ancora Genna su Todaro, niente da fare per il suo controllo, scappa sempre il pallone. Federico contro Alessandro Maltese, il cross a rientrare sul secondo palo. Limite Natella, stava andando al tiro al volo Lavardera, si è alzato anche il vento, potrebbe favorire qualche traiettoria. Testimone la partita di ieri tra Castellammare e Nissa. Fallo su Onua, il fischio da parte dell'arbitro. Romano un po' timido lì e allora la recupera Todaro
c'è un uomo in zona, devono salire i compagni, infatti c'è Enrico Russo dietro, intervento di Romano sul pallone che va a rimediare un po' l'errore di poco fa, proteste da parte di Michele Marino in panchina, l'arbitro va a parlargli. Spiegazioni volute dall'allenatore del Folgatore. Ancora Todaro in pressing, questa volta da Misilberi si va ad affidare a Cosentino, salta Federico, questo modo di avversari, e allora sale Federico, cross in mezzo su Grimaudo, troppo sul portiere questa iniziativa. Ci avviciniamo alla fine del primo tempo, sicuramente non grandissime emozioni qui al Polisportivo di Folgatore, tranne per il colpo di testa di Matera che ha impegnato Grimaudo in calcio d'angolo. Cosentino porta palla per vie centrali da Federico, incontra però il centrocampo del Folgatore. Todaro può salire, guarda verso l'interno, ancora Todaro decide di scattare un altro po', c'è però l'arrivo di Cerniglia. Bertoglio, Lavardera, Pavisic, spalla alla porta, allora nuovamente Lavardera, Federico, Ricciulli contro Genna, non va fino in fondo Ricciulli, c'è il traversone dentro, spaccata, Visco, rimessa per il Misilmeri. Balzo che inganna Lavardera, pallone alzato, lotta Unua, chi la tocca, arriva anche Natella, adesso Bertoglio, scambi rapidi provati in quella zona di campo, Pavisic riesce ad allargare per Miliziano, cross basso respinto da Lala, altra rimessa per il Misilmeri che insiste da quelle parti. L'aggancio in mezzo, occhio al tiro che non arriva, pallone spazzato da Genna, zona pericolosissima, quel pallone è arrivato, Ricciulli, Lavardera evita Lala, Romano ce la fa passarla a Ricciulli che l'alza, c'è spazio a destra, il cross di Miliziano a metà tra un tiro e un cross, ennesima presa di Grimaudo. Tacco di Matera per mantenerla in campo, ma di fatto l'ha regalata agli avversari.
Del Monego si prende la rimessa dal fondo, 2 più recupero alla fine del primo tempo. Un po' di difficoltà per Enrico Russo. Rimessa lunga per Lavardera. Di testa Matera. Un po' lungo questo pallone per Miliziano. Visco prolungato in qualche modo questo pallone. Onoa non vince il rimpallo per sfondare un altro po'. Allora Lavardera, Matera incontra subito Del Monego. Pallone spazzato altissimo. Onoa irregolare su Miliziano. Dice no il nigeriano all'arbitro. Non ho fatto nulla. Un secondo la paglia di Enna. Saranno 3 i minuti di recupero. Recupero dato dall'infortunio di Maltese e anche dallo stesso cambio che poi ha fatto subentrare Matera. Pallone sul secondo palo, il tiro di Miliziano al volo oltre la traversa. Azione più costruita da parte del Misilneri, che si rende per la seconda volta pericolosa all'interno di questo primo tempo. Contro Todaro c'è il fallo da parte della centrale della Misilneri. Arbitro che al momento tiene il cartellino giallo in tasca. Batte la tela in mezzo verso Noa, allontana Costantino di testa, poi Enrico Russo prolunga ancora Noa. Il controllo e il tiro di controbalzo hanno rappresentato poi il desiderio dell'attaccante del Fulgatore. Qui fallo nella proiezione offensiva della squadra di Marino. Nuovo calcio di punizione per il Misilneri. Gioco molto spezzettato. A causa di queste situazioni. Miliziano, c'è il varco per servire Lavardera. Natella la mette fuori. Ultimi sforzi per conservare questo pareggio da parte del Fulgatore. Al rientro negli spogliatoi, colpo di testa di Natella. Occhio al rischio che si prende anche Del Monego. Retropassaggio di testa involontario per Grimaudo, che comunque la prende. Lancio lunghissimo. Bertoglio contro Noa. Alla meglio il difensore di oggi del Misilneri. Avanti i biancorossi. Federico allarga da Pavisic contro Del Monego. Intervento regolare del brasiliano. Passaggio per l'ala. C'è però un giocatore
del Fulgatore a terra, sia sul cerchio di centrocampo sia del Monego. Dopo lo sviluppo di quest'ultima azione finisce anche il primo tempo e 0-0 tra Fulgatore e Don Carlo Misilmeri. Misilmeri più pericoloso in due situazioni: prima il colpo di testa di Matera che ha impegnato Grimaldo, poi l'occasione che si è sviluppata verso la fascia di destra con il pallone terminato oltre la traversa. Noi ci ritroviamo sempre qui live dal Polisportivo tra meno di un quarto d'ora per la ripresa di Fulgatore Misilmeri. Geraci contro Folgore Castelvetrano, 24esima giornata del girone A del campionato di eccellenza siciliana. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da parte di Nicolo Cilluffet, benvenuti allo stadio Santissima Trinità di Geraci Sicolo, in palio punti pesanti in chiave salvezza. Poi Ogbonda va da Lopizzo che la mette giù con un ginocchio Lopizzo, la parata di Pizzolato, palla che rimane lì e poi con il tacco Guadagnoli non riesce a spingere in rete. Assur, il pressing alto di Scalisi non è falloso e quindi occhio a Guadagnoli. Fernandez servito un po' male dal numero 9, ci prova poi da lontanissimo Valentino De Morra con il suo tiro. Palla messa dentro, la spizzata di Assur e poi il tentativo in acrobazia provato da Gancitano, va lungo da Sant'Angelo in aiuto Gancitano, ancora il numero 9 che trova una traccia per andare dentro, il cross di Gancitano, in qualche modo Barbagallo. Sant'Angelo la prolunga, poi la conclusione da fuori, la rete del Castelvetrano che sblocca la partita, un gran gol al 28esimo, cambia il punteggio allo stadio Santissima Trinità, gran gol trovato da Pietro Spanò. De Morra cerca di portare un po' di qualità nella manovra offensiva del Geraci. Il cross di De Morra, direzione secondo palo, dove c'è Guadagnoli che la tocca per Fernandez. Lovisi, si avvicina a lui Gancitano che fa una bella giocata, palla centrale per Lovisi che conclude. Pane bianco, apertura dall'altra parte per De Morra che poi crossa con il destro per il tiro di Guadagnoli che non trova lo specchio della porta. 5 in barriera più il consueto coccodrillo per Pizzolato, fischia l'arbitro, va il capitano che pennella così, pane bianco, Geraci 1, Folgore 1, il gol del pareggio del numero 3 che da calcio piazzato trova l'incrocio e pareggia i conti. Combinazione ancora sulla catena di sinistra, Rodriguez che si appoggia a Pane Bianco con il sinistro, il cross dentro, il tocco di Guadagnoli, salvataggio sulla linea praticamente della difesa della Folgore. Pane Bianco scavalca una sorta di sombrero Sant'Angelo, poi ancora Pane Bianco, grande ripresa da parte del numero 3 del Geraci, 10 minuti a grande intensità, ancora Pane Bianco sulla sinistra, la mette dentro per lo stacco di Guadagnoli che però non arriva. Grande partenza del Geraci, poi ha preso le contromisure la Folgore che ci prova adesso con Fofana. 75esimo, opportunità per la Folgore, palla va sul secondo palo, lo stacco di 5 mani. Assur, occhio a Fofana che ce l'ha sul mancino, Fofana la mette dentro, facile per Barbagallo. Barbagallo che dà il via al contropiede del Geraci con Fernandez che salta due calciatori e poi Pizzolato. Qui Sant'Angelo
aspetta un Bonda prima di lui, poi conclude da lontanissimo la soluzione cercata dal numero 5. Sul primo palo c'è Fofana, palla però va dall'altra parte dove si è coordinato incredibilmente, direi, 5 mani, e poi arriva il tocco vincente di Ashur al 90°. La Folgore passa a Geraci ed eccolo qua il triplice fischio. Folgore Castelvetrano batte Geraci 1-2 in trasferta. Con mister Paganaltermi di Bagheria Casteltermini, oggi cade la sua squadra in casa, primo tempo ottimo, poi secondo tempo? Blackout, ti spiega così, l'hai detto tu, il calcio è bello per questo e purtroppo vai ad analizzare una sconfitta che poi, per come è andato il secondo tempo, è meritata, perché c'è stato un approccio del Casteltermini sicuramente superiore al nostro. Forse credevamo che la partita era già in tasca, ma non è così. Il primo tempo veramente non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Hanno creato palle gol, hanno lottato su ogni pallone, hanno corso, hanno dato tutto. Forse lì bisognava, nel momento di difficoltà dell'avversario, dovevi chiudere la partita, perché è indubbio che la prima mezz'ora, 35 minuti, il Casteltermini era in difficoltà, in palese difficoltà. E quindi lì noi creavamo palle gol e la dovevi chiudere. Quando invece non la chiudi, poi onore al Casteltermini, perché il secondo tempo invece ci ha punito, ha approcciato meglio il secondo tempo, hanno pareggiato, e poi loro, nel momento nostro di sbandamento, quello che non abbiamo fatto noi nel primo tempo lo hanno fatto loro, ci hanno giustiziato, e poi la partita è andata per come è andata, con una vittoria che non ha rubato niente il Casteltermini. Applauso a loro che hanno lottato su ogni palla e hanno vinto la partita. C'è anche dire che comunque lei fa da un po' di partite a meno, deve fare a meno dei suoi due numeri 9, Stassi e Morana. Anche oggi si è dovuta adattare, ripeto, come prima punta. Quanto pesa questo fattore? Questo pesa tanto, perché come vedi abbiamo difficoltà a fare gol, però non significa niente, perché alla fine se non fai gol, comunque uno l'avevi fatto, eri in vantaggio 1-0, dico, non è un problema di fare il gol, perché potevamo anche non prenderlo. Il calcio è questo, si accetta, lo sapevamo che era dura, siamo arrivati nel momento non più delicato, nel momento decisivo del campionato, ci siamo arrivati così, un po' con qualche certezza in meno, però noi alla fine ci alleniamo bene. Vediamo, ci sono altre 4 partite, daremo il massimo e poi tireremo le somme. Alla fine mancano ancora 4 partite, il discorso è ancora aperto, non è chiuso. C'è il quinto posto, il quarto posto, ci dobbiamo parare dal sesto posto alla settima, però dobbiamo difendere anche eventualmente il fatto di poter arrivare a meno di 10 punti dalla seconda. Ci sono 4 partite, ancora è tutto aperto, abbiamo un calendario molto bello da affrontare con Partinico, che è una squadra candidata perché ha fatto un giorno di ritorno favoloso con San Giovanni Gemini, lì che è una squadra quarta in classifica, e poi col Piana. Il calcio è bello per questo, magari partite in cui le meriti di vincere le perdi, partite che sembrano sulla carta più abbordabili come oggi, ma non c'era niente di abbordabile, perché il Casteltermini aveva cambiato guida tecnica, ha fatto veramente un gran secondo tempo con un'ottima squadra, con un ottimo allenatore e con ottimi elementi, e quindi le partite queste ci restano sono sicuramente molto ma molto complicate, però guai a mollare, ci alleniamo, ci andiamo a giocare tutte e 4 partite e poi alla fine tireremo le somme se siamo bravi e fortunati. La fortuna aiuta chi non molla mai, quindi in questo momento non si molla, si accetta la sconfitta, si fa tesoro di questa sconfitta per capire dove abbiamo sbagliato, si cerca di migliorare e affrontare al massimo delle aspettative le ultime 4. Grazie mister.
È iniziato il secondo tempo di Fulgatore Don Carlo Misilmeri, 25esima giornata del girone A di eccellenza siciliana, 0-0 al momento. Misilmeri pericoloso in un paio di situazioni, soprattutto con un colpo di testa di Maltese deviato in calcio d'angolo da Grimaudo, e questa la più grande occasione della partita, ma anche l'unica. C'è stato un cambio nel Fulgatore con l'ingresso di Alberto Cirrone, Fulgatore che ci ha provato con Todaro, ma è uscito fuori un tiro rasoterra bloccato da Zummo. Quello di Matera su Del Monego. Tra poco andremo a fare il recap delle due formazioni. Cercato Genna, la riesce a colpire di testa, pallone al limite, c'è però fallo in attacco fischiato dall'arbitro. È uscito Enrico Russo della classe 2007, è entrato Alberto Cirrone con Todaro che adesso va a fare l'attaccante al fianco di Onuoa. Alberto Cirrone invece si è unito alla linea dei centrocampisti, facendo di fatto la mezzala a sinistra, che è stato il ruolo di Todaro all'inizio di questa partita. Dunque 3-5-2 per il Fulgatore, Grimaudo in porta, Alessandro Maltese, Visco e Del Monego in difesa, a centrocampo Genna, Daguanno, Natella, Alberto Cirrone e Lala. In attacco la coppia composta da Todaro e Onuoa. A disposizione in panchina Giacarone e Guaiana per la porta, poi Emilio Russo, Calamia, Parrinello, Razak, Spanò e Inglese. Come detto, è uscito Enrico Russo, ha lasciato spazio ad Alberto Cirrone. Invece tutto invariato per il Misilmeri, anche in questo caso 3-5-2 con Zummo in porta, in difesa Bertoio, Cosentino e Cerniglia, a centrocampo Miliziano, Lavardera, Romano, Federico e Ricciulli. In attacco Pavisic e Matera, che ha preso il posto di Maltese nell'arco dei primi 10 minuti. Maltese si è fatto male e quindi Matera ha preso il suo posto. In panchina Matteo Chinnici, il secondo portiere, poi scattereggia Di Spezio, Lo Gerfo, Sheriff, Giorgio Chinnici, Aloisio e Verzi l'arbitro, e Marco Lapaglia di Enna, assistito da Gabriel Battista Castelletti di Caltanissetta e Davide Trovato della sezione di Agrigento. Per quanto riguarda gli altri risultati, c'è una 0-46 in vantaggio contro la Folgore Castelvetrano, ha segnato Murania, dunque Folgore 0-46-1. Nel periodo non collegato c'è stato anche il vantaggio della Pro Favara a Mazzara del Vallo contro il Mazzara, il gol di Caternicchia, Mazzara 0, Pro Favara 1, sempre 0-0 tra Supergiovane Castelbuono e Geraci e tra Oratorio Marineo e Casteldaccia. Oltre che ovviamente a Fulgatore Misilmeri ieri i 3 anticipi: Aspra Unitas Sciacca 2-4, Athletic Palermo Accademia Trapani 0-2, Castella Marinissa 0-3. Natella sbaglia nell'indirizzare il
pallone, ma si prende la rimessa laterale battuta adesso da Alberto Cirrone. Ha chiesto palla Nuova, ma è un po' lontano, e allora Lala in mezzo di prima verso Nuova, di testa Cosentino, arriva da Guano nel contrasto con Romano, ripropone Visco, serie di colpi, il pallone arriva a Bertoglio, adesso la Vardera. Romano di testa del Monego, prova il tacco Natella, Romano, colpo di Pavisic che va a subire, verticalizzazione di Lavardera per Matera, il pallone lento, finisce in porta, il gol della Don Carlo Misilmeri con Matera, entrato dalla panchina, fa 1-0 per i biancorossi. Ci ha provato nel primo tempo di testa, ha trovato la respinta di Grimaudo in calcio d'angolo, adesso il portiere del Fulgatore lo batte 1-0. Ha segnato anche la Pro Favara 2-0 sul Mazzara, il gol di Balistreri, ma 0-0 Pro Favara 2. Qui al Polisportivo il gol di Matera. Il passaggio di Lavardera decisivo per condurre Matera al gol. Occhio a Natella, si è fatto male Federico. C'è il cartellino giallo per Alessandro Maltese, il primo della partita. Punizione per i palermitani. E il quinto gol in campionato per Matera. Non segnava da un bel po', dalla 14ª giornata, quando il Misilmeri batté l'Aspra per 6-0 in casa. Parliamo del mese di dicembre. Todaro era scattato troppo in profondità. Nuova, era pallone gestito da Miliziano, ancora la tela da terra, ce la fa l'ex Santa Croce. Occhio al nervosismo di Miliziano, ravvisato dall'arbitro. La punizione è battuta dall'Antella, colpo di testa cercato da Genna. Maltese si prende la punizione anche lui. Al momento Misilmeri che dal nono passa all'8º posto in classifica a 32 punti, sempre più sicuro della salvezza. Fulgatore che invece resta al terz'ultimo posto, con la distanza dal Casteldaccia che aumenta di un punto. Fulgatore 21, Casteldaccia 23. Dato che c'è il pareggio ancora con la Marineo, occhio al Misilmeri, il recupero di Visco. Misilmeri che per poco non è andato al tiro in porta, seppur da buonissima posizione. Bertoglio con nonchalance Lavardera, spazio, si fa quasi tutta la fascia traversione basso, lo va a prendere Alberto Cirrone. Occhio però
La Miliziano che recupera 1-2. Alberto Cirone d'anticipo quasi a passarla. Matera ancora viva. Federico entra in area contro Daguanno, ce l'ha sul destro, scarica su Ricciulli, effettua lui il cross, Grimaudo non perfetto, allontana Visco, non l'ha trattenuta il portiere del Fulgatore e insiste il Misilmeri. Fulgatore che è un po' rimasto negli spogliatoi. Rimessa laterale battuta troppo in avanti. Stavolta si può andare. E allora Alberto Cirone. Lungo linea troppo forte per l'ala. Zumo di testa Natella, la riprende il Fulgatore, l'ala Todaro se la sistema in qualche modo, ma all'ultimo tocco fa allungare di troppo il pallone. Serviva una girata meno lieve. Natella, il tiro centrale per Zumo, sicuramente una conclusione più decisa da parte del Fulgatore questa qui, con Natella che sembra essere il più in forma. Sale per il Misilmeri con 6 uomini. Ricciulli fuori gioco. Si è alzata la bandierina dell'assistente arbitrale. Azione fermata. Secondo cambio nel Fulgatore. Entra Spanò. Mossa in attacco per Michele Marino. Tanto è passato in vantaggio il Casteldaccia a Marineo. Il gol di Monti. Oratorio Marineo 0, Casteldaccia 1. E a questo punto la distanza tra Fulgatore e Casteldaccia aumenta sempre di più. L'ingresso in campo di Spanò. Per Visco a questo punto Todaro potrebbe ritornare a centrocampo. Il Misilmeri però resta in attacco con Grimaudo che la prende in 2 tempi. Lanciato Onua, la prende Zoom. Si è abbassato Genna sulla linea dei difensori, fa il braccetto di destra. Maltese passa come centrale del Monego, invece fa il braccetto di sinistra. Il cross in mezzo, Matera, stop, poi cade. Era abbastanza buona la sua posizione, anche abbastanza libero per calciare poi al volo, soltanto che appunto è scivolato. Miliziano, Romano, calcerà su terra, sulla traiettoria c'è Federico. Pallone che scorre ugualmente sul fondo. Pallone spazzato fuori perché c'è Alessandro Maltese a terra. Sembra quello del Fulgatore più un 3-4-1-2 con Todaro sulla 3/4. Dall'altra parte Napoli ancora non ha toccato niente dal punto di vista tattico.
Grimaudo un po' corto del Monego, c'è Pavisic, l'ultimo tocco è suo. Spanò, primi palloni, primi tocchi al pallone per lui su Ricciulli, però il suo passaggio insegue il pallone Todaro, mette fuori Cosentino. Pensavo a giocare! Non pensavo a giocare, mi la botta! Rimessa laterale per il Fulgatore. Abbastanza lunga. La battuta direttamente in mezzo secondo palo, Todaro si è avventato sul pallone, c'è però deviazione in calcio d'angolo. Todaro si è scontrato con Ricciulli. Allora Fulgatore ancora in attacco. La battuta di Daguan sul primo palo, allontana Pavisic. Todaro, tocco di Lavardera, regolare secondo l'arbitro. La classifica al momento dice questo: Fulgatore 21 al terzo posto, Casteldaccia 25, dato il gol di poco fa segnato da Monti a Marineo. Onua, passaggio verso il centro da Guanno, c'è però Federico. Allora passaggio su Matera che manda a correre Lavardera, gli ricambia il favore dopo il gol segnato. Il tiro di Pavisic quasi rovesciata, finisce fuori, ma troppo spazio concesso a Misilmeri. Raddoppiato il Mazara 46 a Castelvetrano, il gol di Mario Urbini. Spanò oltre la traversa. Il tentativo della classe 2003 che di recente ha fatto uno stage universitario a Malta, quindi è tornato soltanto la settimana scorsa a disposizione di Michele Marino. È entrato anche in quell'occasione dalla panchina, che quest'anno ha trovato il suo primo gol in carriera in eccellenza, ha segnato nella trasferta di Geraci Siculo. Fulgatore però perse quella partita per 3-2 nel girone d'andata. Altro elemento come Todaro, con diversi anni sulle spalle con questa maglia, quella del Fulgatore. Miliziano, Lavardera, cross a rientrare, secondo palo, non la prende né Matera né Pavisic. È un Misilmeri che si rende sempre di più pericoloso, ma il Fulgatore allo stesso tempo è più offensivo. Nuova si accentra troppo, permette a Bertoglio di recuperare il pallone, poi c'è il fallo di Onua che sta rischiando un po' la possibilità di prendersi il cartellino giallo. Colpo di testa di Pavisic, liscio di Natella, il tiro al volo di Matera sulla traversa, vicinissimo alla doppietta. Federico Matera, ancora Miliziano, che rischio per il Fulgatore.
Misilmeri sempre più pericoloso, a un passo dal raddoppio con Matera, vicinissimo alla prima doppietta stagionale. Un tiro che ha lasciato immobile Grimaudo. Sprecato questo lancio per il Fulgatore. Partita decisamente più interessante in questo secondo tempo. Napoli non tocca nulla neanche dalla panchina perché nessuno al momento si sta scaldando. Movimenti in corsa invece a bordo campo, lato Fulgatore si è alzato Razak. Altra possibile mossa in attacco per questi ultimi 25 minuti da giocare. Matera gira dall'altro lato, c'è abbastanza libero Miliziano che può salire e accentrarsi, infatti anche calcia a terra Grimaudo. Il colpo al volo di Bertoglio. C'è la rimessa laterale affidata ad Alberto Cirrone. Natella. Taguanno riceve subito e va da Alberto Cirrone. Spanò. Fino in fondo, vuole la deviazione di Romano. C'è comunque rimessa per la squadra di Marino. Rimessa lunga. Infatti tutti entrano in piena area di rigore. Alberto Cirrone dentro di testa, voleva staccare Onoa, il più alto di tutti, a saltare. Lala potrebbe riproporre la marcatura di Ricciulli. Ancora Lala va dietro. Il passaggio per Daguanno che torna da Lala. Il cross a rientrare, non la colpisce nessuno. Alberto Cirrone fuori. Ci ha provato con il mancino. C'è stata una deviazione, altro angolo per il Fulgatore. Stavolta batte Todaro. Pallone in mezzo, Ricciulli allontana di testa. E allora Alberto Cirrone nuovamente con la rimessa lunghissima. Parte il pallone in mezzo, più verso il secondo palo, allontana Ricciulli di testa nuovamente. E allora Matera viene lanciato 2 contro 1 oltre la linea del centrocampo. Voleva girare tutto nella zona di Lavardera. Bloccata l'avanzata del Misilmeri. Del Monego supera con un sombrero Miliziano. Non proprio alto questo pallone, a mezza altezza l'ha fatto il difensore classe 2003, ma ugualmente efficace. (3-0) della Pro Favara in casa della Mazzara. Il gol di Ficarrotta. Mazzara 0, Pro Favara 3. Pavisic al limite, cercava Federico, ci pensa Matera a recuperare tutto. Ancora Federico, se la sistema sul mancino, si propone Pavisic in mezzo, poi Federico si incarta e sempre su però il pallone. Ricciulli in mezzo a 3, traversione in mezzo allontanato da Del Monego. Ancora Federico, recupera Spanò, non però a superare Ricciulli che la passa alla Vardera, calcia con deviazione in angolo. Proteste da parte del Fulgatore dopo lo sviluppo di questa azione.
va con la battuta di questo calcio d'angolo per il Misilmeri. Pallone in mezzo, rischia tantissimo Spanò ad alzare quella gamba, ad allontanare in quel modo il pallone. Todaro lungo la fascia da Onuoha, e solo però in zona sale Onuoha, arriva anche Lavardera, sbaglia il controllo l'attaccante del Fulgatore. Lala, Genna, scambio con Lala, ancora Genna, cross in mezzo verso Todaro, allontana Bertoglio di testa, Onuoha strozza troppo, il tiro finisce fuori. Era abbastanza libero. Sicuramente poteva sfruttare meglio questa opportunità. Prova a trovare continuità il Fulgatore dopo i tentativi di Alberto Cirrone e di Onuoha. Genna, si sono alzate anche le riserve delle Misilmeri a bordo campo, riscaldamento anche per loro. Vedremo quale sarà la prima mossa di Napoli, sempre se ci sarà. Spanò dietro, Daguano, Todaro, cross in mezzo su Cosentino, prima di Onuoha, arriva Matera, Lavardera a lanciare Pavisic di testa del Monego a scambiare con Alberto Cirrone. Partita potenzialmente ancora aperta, ma Zummo non è stato veramente impegnato nel corso di questo pomeriggio. Fulgatore però ci prova, anche perché vorrebbe evitare una sconfitta in casa che non arriva dallo 0-2 contro la Nissa. Nel corso del girone d'andata. Era il 19 novembre. Cambio di gioco di Matera, l'aggancio di Miliziano. Si allarga Lavardera, evita Alberto Cirrone che commette fallo. Allora calcio di punizione per il Misilmeri. Romano con il mancino, Ricciulli con il destro. Due in barriera per Grimaudo, Natella e Daguano. Romano lascia tutto a Ricciulli, pallone in mezzo che sfila, la deviazione in porta. Il gol del Misilmeri. Raddoppia i conti.
al polisportivo di Fulgatore, deviazione che ha beffato Grimaudo. Da capire l'ultimo tocco, con il pallone messo dentro da Matera. Lì in traiettoria c'erano Matera e Cosentino. 2-0 del Misilmeri. Esce Todaro, entra Razak. Altra mossa per Michele Marino. Dunque doppietta per Matera. Non ci ha creduto neanche lui all'interno dell'area di rigore, e dunque si riscatta dopo aver colpito la traversa. Pavesic è in posizione regolare secondo l'arbitro. Natella, insiste il Fulgatore, girando il pallone in mezzo. Daguano, cross provato, allontana Federico. In realtà non è gol di Maltese, ma non è gol di Matera, ma è autogol di Alessandro Maltese. L'ha toccata il difensore del Fulgatore in area, anticipando lo stesso attaccante del Misilmeri, e lui a fare il 2-0. Esce Lavardera, primo cambio all'interno di questo secondo tempo per i biancorossi. Entra Virzi. Con il Fulgatore. Che a questa rimessa laterale lunghissima, come al solito Ricciulli la prende di testa. Daguano, cross respinto, pallone per Genna che si è preso la fascia di capitano, che gli ha consegnato Todaro, e calcio d'angolo. Pallone al centro, colpo di testa di Onuoa sulla traversa. Fulgatore vicinissimo al gol, poi Natella sul fondo, occasionissima per la squadra di Marino con la traversa di Onuoa. Misilmeri che punta a chiuderla definitivamente dopo aver rischiato di subire il gol dell'1-2. Segue il pallone Razak. Si è abbassato Spanò con Razak
a comporre la coppia d'attacco con Onoa. Ultimi 10 minuti da giocare. Alberto Cirrone in mezzo sempre a cercare Onoa, che in questo caso cade. L'azione però continua. Natella verso Genna, prima di lui Cosentino, la prende Federico a lanciare Matera, 1 contro 1 con Alessandro Maltesi che lo supera con facilità. Matera 3 contro 2, pallone per Federico, vince il rimpallo, Mancino in rete, il gol del Misilmeri con Salvo Federico, e 3-0 e partita chiusa. In ripartenza il Misilmeri fa male con il gol di Federico. È rimasto però giù Alessandro Maltese. C'è il 4-0 della Pro Favara, il gol di Lucarelli contro il Mazzara, Mazzara 0, Pro Favara 4. C'è il 3-0 del Mazzara 46 con Perrone a Castelvetrano, dunque Folgore 0, Mazzara 46 3. Cambio nel Misilmeri, esce proprio l'autore del gol del 3-0, Salvo Federico. Al suo posto Giorgio Chinnici. C'è cambio anche nel Folgatore con l'ingresso in campo da parte di Parrinello. Al centro della difesa. Onoa finta, poi prova a vincere il rimpallo con Cosentino, cosa abbastanza difficile. C'è però calcio d'angolo per il Folgatore, che sembra quasi rassegnato. Pallone sul secondo palo, colpo di testa di Genna, salvataggio fondamentale. Sulla linea di porta. Pallone in mezzo, Onoa lì in area, il colpo di testa di Razak, ancora Zummo. Ci prova il Folgatore. Pallone in mezzo, Onoa di testa, ancora fuori. C'è il raddoppio del Casteldaccia a Marineo, il gol di Sferruzza, oratorio Marineo 0, Casteldaccia 2.
Virzi è entrato dalla panchina. È uscito Visco per Parinello in precedenza nel Fulgatore. Del Monego. Natella. Allarga da Alberto Cirone, vorrebbe almeno segnare un gol. La squadra di Michele Marino. Razak gira tutto da Daguanno, che non può andare, e allora la recupera il nuovo entrato Giorgio Chinnici, che ha tantissimo spazio per avanzare. Si muove con calma il Misilmeri, pallone allargato per Virzi, l'intervento regolare di Alberto Cirone. Qualcosa che non è andata bene secondo l'arbitro su Virzi, che lo ha richiamato. Cambio nella Misilmeri, è pronto ad entrare lo Gerfo. Esce Pavisic. Quarto cambio per Napoli. Uscita di Pavisic per lo Gerfo. C'è il gol della Folgore, che ha accorciato contro il Mazara 46, il gol di Sant'Angelo. Folgore 1, Mazara 46 3. La rimessa affidata a Miliziano. Di testa Parinello. Poi riparte da dietro il Misilmeri con Cosentino che allarga da Cernia. Misilmeri ormai proiettato verso la prossima partita in casa contro la Folgore Castelvetrano. Altro scontro tra due squadre a centro classifica, ma che non sono salve del tutto. Il Fulgatore invece giocherà in trasferta a Caltanissetta contro la Nissa. Match decisamente difficile. Spanò sbaglia il tocco al pallone, perché poteva sia calciare in porta sia allargare per Razak. Alla fine l'ha passata Zummo, buttando tutto al vento. Ma questo colpo al pallone è dato dal fatto che si è un po' fatto male al momento dell'impatto, non trovando un tiro, una traiettoria perfetta. Miliziano, c'è però l'ala, e allora pallone lunghissimo per Genna, che corre, per poco non ci arriva.
Miliziano Del Monego senza fallo. Altro rimpallo cercato anche da Natella, dà però la rimessa agli avversari. 5 di recupero. È finale a Marineo, la vittoria del Casteldaccia per 2-0 sull'oratorio. Dunque le distanze con il Fulgatore in classifica aumentano all'interno della zona playout. Perché il Casteldaccia con questo successo sale a 25, al quartultimo posto a -1 dall'Accademia Trapani. Fulgatore che rimane 4 punti più sotto al terzultimo posto con 21. Misilmeri invece che sta approfittando sia di conseguenza della sconfitta dell'oratorio Marineo, ma anche del KO della Folgore. La squadra di Napoli sale così al 7° posto, a un passo dal confermare questa 8ª vittoria in campionato. Ricciolli lungo la fascia, il cross provato da Giorgio Chinnici e calcio d'angolo. C'è l'ultimo cambio per il Misilmeri però. Entra Sheriff al posto di Cerniglia. Tempo di recupero per Youssef Sheriff. Si va con l'angolo per il Misilmeri, la battuta in mezzo lontana del Monego di testa. A terra lo Gerfo assieme ad Alberto Cirroni. È finita anche a Mazzara del Vallo la vittoria per 4-0 della Pro Favara contro il Mazzara. Pro Favara che dunque risponde alla Nissa. Calcio di punizione di Ricciulli, troppo lungo per Virzi, finisce fuori. Al momento si sta giocando soltanto a Castelvetrano, qui a Fulgatore e a Castelbuono, sempre 0-0 tra Supergiovane e Geraci. Partita iniziata alle ore 15:30, quindi ancora che ne ha un bel po'. Infatti siamo al 59esimo. Lo Gerfo la voleva lasciare a Virzi, la giocata però di Parrinello che mostra personalità. Poi se la prende con Virzi durante la corsa. I due finiscono a terra. Ammonizione per Parrinello.
giallo. È scaduto il tempo di recupero, si aspetta soltanto il fischio finale. Se lo chiama Grimaudo, sembra averla presa oltre la linea dell'area di rigore. Ed è ufficiale il 3-0 della Don Carlo Misilmeri a Fulgatore. Decidono il gol di Matera, l'autogol di Alessandro Maltesi, il 3-0 di Federico Misilmeri al 7° posto in classifica. Fulgatore che invece si stacca dalle squadre che stanno facendo punti in zona play-out, soprattutto le Casteldaccia, che oggi ha vinto a Marineo per 2-0. Consueti saluti tra le due squadre. Fulgatore che giocherà a Caltanissetta contro la capolista Nissa in una sfida veramente difficile. Misilmeri invece che riceverà la Folgore Castelvetrano. È tutto dal Polisportivo, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Giracci.